gioco, chissà cosa andate per. Da 3 anni noi stiamo organizzando questo progetto, anche io nel Ballotondo, aiutati, coadiuvati in tutto questo dal gruppo Tattari di Roggio Maddalena e Claudio Capitta. I miei bambini ed io stessa abbiamo approntato i vestiti della tipologia tipica di Sassari, il mio è quello dell'acquaiola, uno dei costumi più umili della città. E stiamo intraprendendo anche il discorso di conoscere non solo le tradizioni di Sassari ma anche le tecniche del ballo sardo. Abbiamo ricostruito in maniera semplice, vista dai bambini, il percorso che Gio Maria Angioi fece per arrivare a Sassari e l'accoglienza trionfale che qui ricevette. Naturalmente, come dicevo, visto sempre sotto forma scherzosa, perché i bambini devono apprendere le nostre tradizioni, la nostra storia in modo non eccessivamente informativo, ma in un modo un attimino più discorsivo e allegro ed estemporaneo. Da sottolineare è senz'altro la multiculturalità che viene espressa anche attraverso il ballo sardo, perché le tecniche del ballo sardo le stanno intraprendendo bambini che vengono da altri paesi. Noi abbiamo dei bambini della Cina, abbiamo dei bambini rumeni, poi ci sono anche dei bambini diversamente abili che comunque seguiti in modo molto particolareggiato sono riusciti a intraprendere questo discorso e anche in maniera molto egregia. Tu chi sei? Come ti chiami? Jasmine. Jasmine, cosa hai fatto oggi in questa rappresentazione? Il ballo sardo. Ti è piaciuto il ballo sardo? Sì, molto. Ma sapevi già ballare? Sì, da quando? Da un anno. Da un anno? E come hai imparato? Prima ho imparato con maestra Maddalena. Ci ha insegnato prima i primi passi, balla passo, dopo il dillo e dopo tutti gli altri balli. Ma tu di Sassari sei? No, Romania. E tu chi sei? Io sono Renata, E di dove sei, Renata? di Sassari. È la prima volta che partecipi a Sadia della Sardegna? No, Quando hai partecipato? è l'anno scorso. Com'è andata? Bene, Cosa hai fatto? Ballo sardo? no, Dici. non lo sapevo ancora fare. E cosa facevi? E stavo a guardare, però sempre col vestito sardo. Ma tu lo sapevi cos'era Sadia della Sardegna? No, E adesso lo sai. così. E tu come ti chiami? Sonia, Sonia, tu di dove sei? Romania. E lo sai tu cos'è Sadia della Sardegna? Oggi che parte hai fatto? Sudillo e l'altro ballo. Ballo sardo quindi, ma sapevi già ballare? Sì. E come hai imparato? Prima abbiamo l'insegnante, dopo boh. E ti piace ballare il ballo sardo? Sì, Ma lo balli anche fuori dalla Sadia della Sardegna? sì. E dove lo balli? Scuola. A scuola. A scuola con i tuoi compagni? Sì. Qual è la tua canzone preferita di ballo sardo? Balla passo. Ballo a passo? E di dove è questo ballo? La Sardegna. Di Sardegna. Andiamo adesso a sentire una sarda doc. Una sassarese doc. Come ti chiami? Fausta Fausta, di dove sei? di Cina, Cina. In che città? Lo sai, te lo ricordi? Zhejiang, Zhejiang. Da che parte della Cina è? Nord, sud? non lo ricordo. Ma sei mandata tu? Sì che sono andata, Com'è bella questa città? è bella. Ma più bella di Sassari? No, è tutto uguale. Ah, è uguale a Sassari? Quindi qui è come essere in Cina? Sì, Ma ti piace Sassari? sì, E i sassaresi? sì, Chi in particolare? tutti e due. E il ballo sardo ti piace? Sì, Come l'hai imparato? con
con la maestra Maddalena. È brava questa maestra? Sì, Insegna bene, vero? sì, E i balli cinesi li sai fare? no, I balli cinesi no. E il sassarese l'hai imparato? no, E il cinese lo parli? sì, Ti è piaciuto oggi ballare qua a Sassari? sì. E Sadie Sardegna la conoscevi? Ecco, non so come spiegarla. Noi siamo Rusozio Tattari, ci siamo costituiti nel 2003 e abbiamo partecipato alle mutti antifeudali. E cosa vogliamo dire? Siamo un bel anni che siamo battendo a Sassari, abbiamo cominciato questo cammino in Sassari con l'abito tradizionale, siamo contenti che in Sassari vi sia un bel di gente che vada a rubare usato. Rusiamo imparando pure i bizzini di Santo Donato, abbiamo un gruppo minore di bizzini che sanno da rubare e per noi questa è una ricchezza manna. Quando i giovani fanno musica con la lingua sarda e con questo che gioventi, gli strumenti che gioventi usano, possono veramente che non va fini. Tanti anni fa, la lingua sarda si è quadra in sa musica e in sa poesia. E su premi ozieri della letteratura sarda e sa biennale ozieri voi scoro sardo hanno accompagnato questo modo di usare questa lingua chi esti oi torra mannu. E questo è su piacere per un anno, se un meta preciato. Anche Aldo Addis di Liberos qui a Sassari, la rievocazione dei moti per Sassardina e Sardegna. Come partecipate voi a questa iniziativa? Il 28 all'interno delle manifestazioni di promozione della lettura che Liberos sta portando avanti a Sassari con la rete dei librai sardi in rete, faremo un'iniziativa alla Piazza del Mercato, ci saranno delle letture di Rita Azzeri sul cibo e sulla tradizione sarda, a cui poi seguirà la presentazione del libro di Giulio Angioni con Goffredo Fofi. Giovanni Maria Angioi viene nominato alter nos a sedare la rivolta nella nostra città, a capo di sopra. Ma man mano che si avvicinava al Logudoro, in tutti i paesi che incontrava, lo acclamavano vincitore e salvatore. E così entrò a Sassari trionfante. Avete sentito? Angioni è arrivato al Duomo! Andiamo a incontrarlo, presto! Sì! Andiamo al Duomo! Evviva l'Alternos! Evviva l'Alternos! Evviva Angioni! Evviva Angioni! Evviva l'Alternos! Evviva l'Alternos! La scuola di San Donato ci ha proposto di festeggiare il Sadia della Sardegna, questa scuola elementare del centro storico. Allora noi come Teatro Sarda, io come regista Romano Foldai, gli ho proposto di fare questa rievocazione storica dei moti angioini perché secondo noi riguarda una rivolta di tutto il nord Sardegna, quindi ha una portata provinciale. E la città di Sassari è di fatto l'unica assieme a tutti i paesi del circondario che ha deposto i feudatari, quindi la vera rivolta antifeudale in Sardegna è stata in questo periodo, nel 1795, e noi quello abbiamo voluto rievocare, in particolare il momento in cui Gio Maria Angioi entra a Sassari acclamato da tutti come un liberatore, e la liberazione era stata fatta per conto dell'avvocato sassarese Mundula, che si era avvalso dell'aiuto di un notaio cagliaritano che era Francesco Cillocco. Quello che sta accadendo in Sardegna è incredibile. Ti ringrazio, ma non è stato solo merito mio. Anche Alfino Cillocco ha avuto i suoi meriti. Mio fedele Cillocco, ti ringrazio per i servizi che rendo alla causa sarda. Grazie, per me è stato un grande onore. Forza! Adesso andiamo, c'è la benedizione. Ma come? Anche il parroco è coinvolto nella rivolta? Certo, c'è anche il canonico Arras. Mio Dio, quindi anche il clero e la famiglia è coinvolta nella rivolta. Ma allora ce la possiamo fare! Andiamo a festeggiare la presa di Sassari tutti insieme! Sì. Forza! Evviva! Evviva! Andiamo! Evviva! Andiamo!
Siamo con Giovanni, oggi, solo per oggi, Gio Maria Angioy. Cosa si trova a interpretare questo personaggio così importante per la storia sarda? Cosa si prova? È stata un'emozione fortissima perché comunque Giovanni Maria Angioy è uno dei personaggi più importanti della storia della Sardegna, a maggior ragione in quest'ultimo periodo dove si rivendicano sempre più spinte verso l'indipendenza e la sovranità. Giovanni Maria Angioy per me è una figura importantissima e sono contento di avergli dato un po' più di importanza rispetto a prima perché è un personaggio dimenticato e bisognerebbe secondo me fare un lavoro come abbiamo fatto noi con la scuola e cercare di studiarlo soprattutto per le nuove generazioni, perché il suo ricordo, il ricordo della rivoluzione sarda si sta un po' perdendo. Iniziando, se è importante di questa festa, ti ha depeso a ricordare con Sadia di Sardegna? Sadia di Sardegna dobbiamo la ricordare su la lotta del suo popolo sardo contro il piemontese e sosterrà così in soro, si sbarana in sardo, vinse lotterà così che vengono interessati del piemontese. Questa idea rappresenta da Sadia che sul saldo sono cambiato il piemontese da Cagliari e da questa idea non è stata solo questa manifestazione ma ha fatto partire una rivoluzione con Giovanni Maria Angioy in 90 Tattari attento importanza a meda e in 90 Tattari pure è stata pure usare pressione in piatta attola a una multa cilotto. È stata una rivoluzione del suo popolo sardo in suo contesto di questa rivoluzione francese che ha fatto una rivoluzione a Sasora, mentre in tutta Europa il popolo si sono ribellato con la forza dell'armata napoleonica o del suo direttorio, in noi abbiamo fatto una rivoluzione che ne è una a Sasora e tanto è stata una vera rivoluzione popolare. Certo, abbiamo perduto, ma sta guerra sigidi, no? A terra sul malsuso, a terra sopra potenzia! Antonello, un amico sassarese, oggi qua ad assistere alla rievocazione dei motti portati da Sardegna, ma questa era la storia. E oggi Sassari com'è? Come si vive? Esiste ancora l'identità sassarese? Beh, allora, l'identità sassarese esiste ancora. Per fortuna ci sono tante persone appassionate che cercano ancora di mantenere vive le tradizioni della città, ad esempio i gremi che partecipano alla discesa dei candelieri di Sassari, sono delle persone estremamente appassionate che comunque con mezzi irrisori e sostenendo anche delle spese consistenti continuano a tenere viva la tradizione. Sassari è una città dove si potrebbe vivere veramente bene. Intanto, signor Tore, secondo te un vaghetto di Tattari in mano, ma come ti si sta in Tattari? Si vive bene o c'è? No, sì, già si può campare ancora. Andiamo piano piano, però già sanda, andando avanti, andiamo piano piano, che oggi verrà vista di molti angiovini, di Giovanni Maria Angioy che si era ribellato e l'ha ripetuto dalla Francia, e poi via, però a Sassari già si può stare.